Uno dice, con una tradizione come questa cosa faranno i siciliani? Saranno euforici? No. C'è la mafia, c'è Totò Riina, ci sono delle cose molto più importanti di cui parlare e di cui si parla sempre, mai di queste. E anzi, se abbiamo memoria del passaggio di Eschilo a Gela, facciamo finta di niente. Anzi, lasciamo spazio a qualche cosa di molto più rappresentativo del nostro tempo. Nelle zone che Eschilo ha conosciuto, dove ha camminato, il mare che ha visto, sapete cosa facciamo noi? Che lo racconteremo nei prossimi giorni. Proprio lì, dove ci sono le rovine dei Greci, come questa. Mura straordinarie, queste di cui arrivano segnali da lontano, in lettere. Ecco, vedete, arriva una lettera di un giovane che dice, sa, qui, ecco, queste le mura greche di Gela, qui, o anche queste, in un lungo percorso, queste mura. Sapete cosa facciamo lì? Ci facciamo una caserma dei vigili del fuoco. Non vi dirò altro, ve lo racconto un'altra volta. Comunque arrivano indicazioni, segnali di orrori, ma pochi comparabili a quello che oggi voglio illustrarvi e che riguarda un luogo molto periferico, per il quale ci sono poche ragioni di attrazione. Non c'è una buona motivazione per andare a Gela. Gela sembra essere il luogo di maggiore penetrazione mafiosa. Naturalmente lì l'Ulivo ha il 92% dei voti, ma soltanto l'8% sono quelli mafiosi, cioè gli altri. Il 92% dell'Ulivo sono tutte persone oneste, però lì c'è la più alta penetrazione mafiosa, e questo dicono le fonti, e c'è un verde sensibile che si chiama Crocetta, il quale si dissocia dalla amministrazione di cui fa parte, perché se c'è una ragione per la quale un uomo di sensibilità semplice debba andare o voglia andare a Gela, oltre che il mare, il castello di Falconara vicino a Licata, tutto quello che può trovare lungo la strada, le visioni d'Africa. Ecco, se c'è una ragione per andare a Gela è la parte archeologica sopravvissuta, che è importantissima ed è rappresentata soprattutto da Capo Soprano, dove ci sono, perfettamente conservate, in un'area la cui zona di rispetto è stabilita anche da una folta vegetazione, sono queste che vedete, testimonianza formidabile di architettura pensata, perché non è una fortificazione qualunque, è disegnata da un architetto che disegna i conci e li mette con un ordine che poi sarà quello ripreso dai romani e anche dai nostri architetti rinascimentali. E sono mura di formidabile forza, vedete, questa è la pianta, molto lunghe, quindi non un frammento, anche se già un brutto restauro della sovrintendenza ha inteso salvaguardare nella parte superiore con questo plexigas, anche lì dice, ma perché ce lo devono mettere? E ce lo mettono perché sbagliano. Ebbene, ecco, continua la visione delle mura. Voi dite, beh, allora c'è qualcosa da fare, c'è qualcosa da vedere a Gela. Certamente. Gela è questa, ve la faccio vedere. Ecco, una città devastata dalla speculazione, tutta costruita sul mare, perdendo la memoria della sua grandezza antica. Questa è la parte archeologica. Vedete? Questa zona ancora rispettata. In particolare, qui da vicino vediamo questa porzione di territorio. Queste sono le mura, quindi per un percorso piuttosto lungo, e questa è la zona boschiva che le difende e che guarda verso il mare. Per cui dalle mura idealmente ancora puoi vedere il mare, ritornando alla loro antica funzione. Ecco, in questa zona, che è l'unica zona poetica, per così dire, di Gela, ecco, in questa zona, vedete com'è il resto della città, lo vedete qua dietro? Ecco, questa è l'architettura. Hanno detto, cosa possiamo fare? Perché togliere a Gela la sua moderna armonia? Essendo tutta nuova con orribili manufatti architettonici,
proprio qui, nella zona archeologica, costruiamo la caserma dei Vigili del Fuoco, con un disegno orripilante e l'autorizzazione del Consiglio Comunale, dell'amministrazione, tutto l'Ulivo schierato per dire qui si faccia. Allora, chiamano me, mi chiamano alcuni esponenti politici, fortunatamente non soltanto di una parte ma anche dell'altra, perché c'era il verde Crocetta, con un rigurgito di sensibilità. Mi scrive anche un ragazzo, Salvatore Mendola. Egregio dottor Sgarbi, chi le scrive è soltanto un amante dell'arte e della propria città. Dico soltanto un amante dell'arte perché a Gela chi mostra tale inclinazione è destinato solo a continue sofferenze, poiché qui ad avere la meglio su tutto sono i politici senza scrupoli che antepongono il profitto al bene comune. In sintesi, il mio aborrire per questa giunta comunale deriva dal fatto che è stato approvato un progetto orripilante che vedrebbe edificata una modernissima caserma dei Vigili del Fuoco a ridosso delle mura greche timoleontee, rovinando irrimediabilmente il panorama di tutta l'area archeologica. Nonostante le petizioni delle diatribe con la cittadinanza, temo che si arriverà lo stesso, non credo più a questo punto, avendo fatto questa denuncia privata. Qui non ci guardano alcuni milioni di italiani, ma molti altri milioni sì. E noi da qui, dall'Italia, parliamo di Gela. Ma parliamo di Gela per il mondo, non per Gela. Perché si impedisca una idiozia, pur autorizzata, perché la vera mafia non è quella che agisce abusivamente, ma quella che agisce con le autorizzazioni, quando il potere politico dice sì, si può costruire. Adesso mi diranno, ma lei ci dà dei mafiosi? No, dico semplicemente cambiate idea, semplice. Non c'è un'alternativa, non è che potete dire la facciamo perché non vogliamo accettare il diktat di Sgarbi, no, non la fate, semplice, cambiate idea, diciamo costerà 250 milioni trovare il nuovo sito, spendeteli, meglio spendere 250 milioni, sarebbe questa la riserva, che distruggere per sempre l'unica area archeologica di Gela che è non una cosa locale di importanza marginale, no, è l'unica parte del mondo che a Gela rimanga e a cui il mondo guarda. E un ragazzo scrive: temo che si arriverà lo stesso alla posa della prima pietra di un monumento che per molti sarà il simbolo di un abuso di potere, di un volere di correnti politiche contaminate da forze illecite e corrotte. Infatti così si si avvia l'ennesima selvaggia cementificazione di un'area archeologica siciliana, ma per sedare gli animi questa volta sarà un abusivismo politicamente autorizzato. Poiché quindi non è più possibile procrastinare un qualsiasi intervento, mi ergo a portavoce dei miei concittadini nel dissentire da tali nefandezze, le chiedo nel nome dell'arte se per favore ci aiuta a perorare, e vi aiuto, non vi aiuto, lo faccio per me, non lo faccio per voi, non lo faccio per nessuno, lo faccio perché è giusto farlo. Ma quello che più mi stupisce, e ne parlavo con un grande archeologo che è il sovrintendente Bozza, naturalmente guardato con sospetto dall'autorità giudiziaria, è che la soprintendenza, e qui spero che l'assessore alla regione Croce mi ascolti e blocchi la mano di quanti tecnici sono complici dei politici, la soprintendenza, pur rilevando l'importanza formidabile di quella zona, autorizza. Di quell'archeologia? Vabbè, conta poco, d'altra parte non è un archeologo che autorizza, è un architetto. C'è l'architetto Scuto, così pare Scuto, Salvatore, che Regione siciliana, regione quindi chiamata in prima persona, soprintendenza viene dopo, è più importante la regione, quindi i responsabili saranno anche il presidente della regione, l'assessore della regione, il presidente dell'assemblea, se non fermeranno la mano di quelli che per difendere la città dalle fiamme la infiammano con l'orrore, la bruciano. E allora dice: questa sovrintendenza accertava che l'area in questione è confinante con l'area archeologica di Caposoprano e ricade in zona vincolata ai sensi, quindi quella è zona vincolata. Successivamente è stato eseguito un sopralluogo nell'area interessata dal progetto, nel corso del quale si è constatato sulla duna dove sono in progetto queste opere cresce folta e rigogliosa la ginestra bianca, in prosecuzione della vegetazione presente all'interno della zona archeologica di Caposoprano. Mista flora mediterranea spontanea, tipica delle zone costiere sabbiose, a vegetazione sinantropica da impianti forestali, artificiali ed eucalipti. È un habitat adatto per una fauna di antropodi del sistema dunale. La superficie occupata da questo sistema è di circa 20.000 metri quadri. La superficie occupata ricade in parte in demanio marittimo,
Tutto questo quindi per dire che è una zona da difendere, quindi si approva. Firmato Scuto. Faccia un'altra lettera, dica: ero distratto. Glielo chiedo con serenità. Assessore Croce, con l'autorità politica che per una volta chiede ai tecnici di fare la loro funzione, quindi non è il politico che questa volta dice costruiamo contro il parere della sovrintendenza, questa volta il politico ha una dignità più alta, può dire io sarò il tecnico perché il tecnico è diventato politico. Quindi io, assessore, io politico, chiedo a te tecnico di fare la tua funzione. Quale più nobile cimento? Ecco, chiedo alla Regione Sicilia, all'assessore Croce, al Presidente dell'Assemblea Cristaldi, al Presidente del Consiglio della Giunta Drago di impedire questo orrore in nome dei valori della civiltà, della Sicilia e del mondo. Viva i pompieri di giù, che quando passano i cuori infiammano. Viva i